oggi abbiamo qui anche Salvatore Cubeddu che sta partecipando a questa manifestazione del Movimento dei Pastori Sardi. Allora, raccontaci Tore, come mai sei venuto qua, tu che sei un intellettuale e che magari si pensa che gli intellettuali siano lontani da queste cose? Dici tutto. Ma io sono un sardo, prima di qualsiasi altra cosa, e qui c'è il meglio e il futuro della Sardegna. C'è il nostro passato, ci sono i nostri padri, i nostri fratelli, ed è un problema essenziale del nostro futuro. È una manifestazione bellissima con i volti sorridenti, la gente che è abituata a stare da solo nelle proprie aziende si è incontrato, ha fatto massa, ha fatto gruppo, ha fatto identità. E la Sardegna ha bisogno di questo, ha bisogno di imparare nuovamente a essere popolo che si muove, popolo che rivendica i propri diritti e che si batte per questo. Questi sono i momenti belli, poi ce ne saranno meno belli come ce ne sono già stati, però è importante vivere fino in fondo quello che sta succedendo. Grazie Tore.